Per le opinioni raccolte dal TG2 sull'era del coronavirus sentiamo stasera Alberto Angela. Quando si attraversano momenti difficili della vita, quando la realtà bussa violentemente alla tua porta, in quel momento ti accorgi quanto siano speciali i momenti e le cose più semplici della tua vita. Quindi quando ritorneremo ad abbracciare gli amici, a bere un caffè, a chiacchierare del più del meno, quando guarderemo le onde all'orizzonte non lo faremo più distrattamente, ma riconosceremo immediatamente le cose importanti da quelle inutili, i sentimenti più importanti, sinceri e veri dal resto. Dopo tutti questi anni di superficialità, di futilità, del fatto che eravamo sempre di corsa. Ecco, questi secondo me sono i colori di base della vita, quelli che ti guidano a fare le scelte giuste, a ritrovare te stesso, anche a trovare le altre persone, insomma a definire la tua vita. Tutto questo fa parte del nostro bagaglio culturale. Ma secondo me hanno anche un altro grande merito questi colori, quello di non dimenticare chi in questo momento ci sta aiutando, ci sta salvando, e soprattutto non dimenticare chi soffre, chi ha avuto la vita stravolta, perso un caro o anche altro. Ecco, ci aiuteranno a questi valori a poterli abbracciare ed aiutare nel modo giusto, perché farsi carico della sofferenza altrui è uno dei valori fondanti dell'umanità ed è un prodotto diretto dalla cultura.